Allora, questa mattina facciamo appunto una diretta molto veloce, 10 minuti, un quarto d'ora, per presentarvi appunto il programma del Local Marketing Lab, che appunto è già partito e continuerà per i prossimi mesi. Allora, intanto vediamo se se c'è qualche feedback sull'audio, perché a volte non mi funziona l'audio. Comunque, vabbè, ditemi se si sente, se si vede bene, per favore. Appunto, oggi vi spiegheremo qual è il programma, cosa andremo a trattare nei prossimi mesi. Qualcuno di voi ha già avuto modo di partecipare al lab, insomma, in questo mese di novembre l'abbiamo reso gratuito. Questo mese di novembre l'abbiamo reso gratuito insieme al calendario social, e poi appunto da dicembre in poi chi vorrà potrà continuare questo percorso che durerà appunto parecchi mesi. Ok, vedo che qualcuno sta confermando che si sente. Sì, vediamo, dai, che c'è un po' di lag, c'è un po' di ritardo tra la nostra diretta e quando arriva su Facebook. Esatto. Allora, intanto abbiamo cercato di mettere insieme questi ormai, io ho 15 anni, tu di esperienze tra comunicazione online, comunicazione offline, tutto quello che è stato quando c'è arrivato addosso internet e bisognava assolutamente esserci, ma c'era una gran confusione. E poi gli strumenti e Facebook e Instagram, adesso TikTok, My Business, insomma abbiamo cercato di capire come fare e poi ci tenevamo a dire, ma l'abbiamo scritto anche nella presentazione, che noi crediamo che imparare a fare queste cose sia un po' come tornare ad andare a scuola. Un'infarinatura sì, può anche arrivare da una giornata super condensata di contenuti, però se vogliamo iniziare a fare le cose bisogna farle pian piano come in palestra, non si può arrivare a fare la maratona senza essersi allenati pian pianino. E quindi poi ognuno di voi troverà simpatico uno strumento, ne userà un altro magari, però uno, la vostra consapevolezza, quindi la parte strategica, due, gli strumenti passo passo provati con la possibilità di settimana in settimana di sperimentare quello che vedremo insieme. E che è poi quello che abbiamo fatto anche noi, no Paolo? Perché quando abbiamo iniziato a lavorare con le attività locali, con i business, con gli e-commerce e così via, abbiamo iniziato a testare, provare e ogni giorno scoprivamo cose nuove, no? Esatto, sì, diciamo appunto come dice Silvia, la digitalizzazione, l'innovazione e internet in generale, o anche il marketing, diciamo in generale, sono cose che vanno allenate, no? Come un maratoneta. Non si può pretendere di preparare una maratona in un paio d'ore o in un paio di giorni, no? Quindi l'idea di questo corso, che ripeto è nato sempre all'interno di questo gruppo, insieme al calendario social e altre idee che ci sono venute grazie a voi, insomma, l'obiettivo è proprio quello di accompagnarvi gradualmente verso appunto la digitalizzazione e una maggiore consapevolezza anche sulla vostra attività, sul marketing che potete applicare alla vostra attività, eccetera, eccetera. Abbiamo pensato di fare una cosa molto adatta anche magari a chi è poco esperto sul fronte digitale, sul fronte tecnologico. Infatti qualcuno mi ha scritto in questi giorni: ma io sono poco pratica col PC, è una cosa che può fare per me lo stesso, no? Appunto sappiamo benissimo che molti o alcuni di voi insomma hanno magari poca pratica con questi strumenti, quindi abbiamo proprio pensato di creare un corso che parta dalle basi, vi accompagni anche in modo molto pratico, quindi facciamo la teoria giusta, affronteremo la teoria, però insomma poi andremo anche ad applicare nella pratica quello che viene insegnato. L'idea è anche appunto quella di applicare in tempo reale durante il corso, che sarà appunto il martedì, ogni martedì alle 8:30 di sera per un paio d'ore, di applicare direttamente sulla vostra attività quello che viene spiegato durante la lezione. Se vi siete persi la lezione di martedì scorso, che era appunto un open day, l'abbiamo fatta aperta a tutto il gruppo, non solo per quello del Local Marketing Lab, potete vedere qual è il metodo che viene usato, no? Quindi vengono fatti anche degli esercizi, Silvia propone degli esercizi, cerchiamo di farvi interagire e intervenire anche in diretta, quindi
potete appunto collegarvi con noi, vediamo insieme l'esercizio che avete fatto, lo commentiamo, e questo è utile sia per voi ma anche per gli altri membri del gruppo, del team, del gruppo, insomma. Poi per chi non ha il computer, allora gli esempi che noi facciamo ovviamente sono fatti su quello che viene chiamato il desktop, no? Cioè il computer quello grande, standard, portatile o fisso che sia. Però ci sono tutta una serie di applicazioni e la tecnologia ci aiuta anche a darvi degli strumenti, e quindi chi parteciperà poi nelle successive giornate vedrà anche come certe cose si possono fare col telefono. Ovviamente alcune si potranno fare, alcune altre alle volte sono più limitate, perché comunque sul computer abbiamo più funzioni sia di Facebook che di Google My Business, eccetera. Però diciamo che rispetto a un tempo questi strumenti iniziano a essere sempre più evoluti anche da smartphone, e quindi faremo in modo di darvi supporto anche su come si usano in entrambi i casi, in modo che voi, sempre nell'area video, nell'area riservata o comunque nel gruppo, possiate avere anche questo tipo di contenuti. Sì, aggiungo poi che noi lavoriamo praticamente in diretta, no? Quindi il martedì alle 8:30, però se vi perdete non potete esserci quel martedì o arrivate mezz'ora dopo, un'ora dopo, chiaramente non è che perdete tutto, anzi, chiaramente le dirette vengono registrate, vengono anche catalogate, e potrete andare a rivederle in ogni momento, quindi troverete appunto nel gruppo tutte le varie dirette che sono state registrate, organizzate anche per argomenti, in modo da essere ritrovate facilmente anche dopo parecchi mesi, insomma. Cosa dici? Vediamo il programma? Ok, allora condividiamo lo schermo. Ok, questo. No, scusate, questo ve lo mostro dopo. No, ho sbagliato, infatti, sorry. Devo mostrare un'altra cosa. Arriviamo. Programma, eccolo qua. Ok, si vede bene? Sì, amplialo ancora un po' se vuoi, così. Ok. Scattano un po' sotto le nostre facce, ma poi vi condivideremo il PDF, quindi eventualmente, oppure insomma, vedremo di darvi gli argomenti. Allora, il mese zero è stato questo, e quindi andiamo in chiusura con il posizionamento, e il prossimo martedì parleremo di alcuni strumenti, faremo un'infarinatura giusto anche per presentarvi di cosa tratteremo in futuro. Mentre il primo mese andremo su infarinature generali di brand, ma soprattutto cercheremo di iniziare a parlare di un po' di strategie per Natale. Siamo lunghi sicuramente, perché io mi auguro che molti di voi abbiano già iniziato a vedere alcune cose, però guardate che quello che si pensa per il Natale è sempre valido quando ci sono degli eventi, quindi è fondamentale che ne siamo consapevoli. Possiamo ogni volta, anche se ci possiamo inventare un evento, un nostro compleanno, eccetera, il ragionamento assolutamente non cambia. Quindi questa cosa ogni tanto la riprenderemo, soprattutto quando ci sono appuntamenti importanti. Tramite il calendario social poi avete anche questi punti di vista, quindi potete rendervi conto di quanto sia importante essere strategici e calcolare il periodo giusto. Ognuno di voi, vi faccio un po' uno spoiler, riuscirà a crearsi il suo calendario in modo da capire quanto prima intervenire. Quindi anche nel vostro calendario social, per chi ce l'ha, potrete inserire alcune note rispetto ad alcuni periodi particolari. E poi andiamo a parlare del grande atteso, credo da parte di tutti, Google My Business, giusto Paolo? Perché sì. È un tema che sta diventando sempre più importante. Viva Dio che pian piano le attività locali hanno iniziato a reclamare le loro schede, e quindi Google My Business è sempre più un punto di attenzione, ma è anche una grande opportunità, e quindi cercheremo di capire nel pratico da come aprirlo a come leggere i dati, come andare a interpretare alcuni dati, anche perché anche qui piccolo spoiler, guardate che ci sono dei dati di Google My Business che vi aiutano per le campagne di Facebook. Ebbene sì, molto molto interessanti. Ok, proseguiamo.
Dal terzo mese andremo a parlare più di Facebook, perché Facebook, vi assicuro, io in questi giorni sto facendo la moderatrice, ho fatto la relatrice al Web Marketing Festival, che è l'evento più grande in Italia per quel che riguarda il web marketing, e i risultati che stanno portando le piattaforme sono sempre comunque importanti anche da parte di Facebook, quindi bisogna capire come funziona. Su Facebook c'è ancora tantissimo pubblico, Facebook ci sta lavorando e Zuckerberg non sta facendo fuggire le persone. Certo, sì, magari i più giovani possono essere anche su altre piattaforme, ma ricordiamoci che sono anche i più giovani quelli che hanno magari meno budget di spesa, poi dipende dalle vostre realtà. E quindi andremo a vedere proprio come si può usare, come si può analizzare. Lato molto organico in questo caso, quindi cosa potete fare di pratico anche ispirandovi, e qui ritorno sul calendario social. E poi andremo a parlare di social e reputazione online, quindi una panoramica di quello che è il mondo e come possiamo capire qual è la nostra reputazione, ma soprattutto anche come possiamo andare a prendere informazioni che ci aiutino a migliorarci e ad analizzarle bene, bene. Andiamo anche a definire un pochino meglio cosa significa rispondere alle recensioni e dare il proprio stile, perché attenzione che qui la gran parte degli imprenditori, la gran parte di voi, e noi lo vediamo, ma capita anche a noi stessi talvolta, rischia di fare degli scivoloni, perché la reputazione, o quando ci attaccano, quando ci fanno una recensione, volenti o nolenti perdiamo il cappello da impresa che dovrebbe fare autoanalisi e entriamo nella nostra personalità e rischiamo di smarrirci un po'. Come attirare i clienti senza svendersi, altro tema caldo, quindi sconti, come si cercano i clienti, come farvi trovare da chi vi cerca, perché anche questo è un grande tema. Come vi trovano, con che parole ad esempio, e questo insomma lo vedremo insieme, quindi cercheremo di andare nel profondo di quello che il web ci offre per attrarre clienti. Arriviamo ad Instagram poi, grande novità, con grandi novità anche per il 2021, perché Instagram continua a cambiare. Qualcuno di voi avrà visto che recentemente l'app ha un po' cambiato i giochi, perché Instagram sta puntando tantissimo ai reel. Per chi non lo sapesse, sono di fatto un po' la risposta a TikTok e quindi è un altro tema. E poi un'altra cosa che per me, Paolo, è fondamentale è la lista di clienti. Perché? Perché noi ci focalizziamo, e l'abbiamo visto quando abbiamo parlato durante l'analisi SWOT, quindi se volete andatevi a rivedere la diretta, con la titolare di un negozio di parrucchiere che diceva io perdo tanti clienti. Poi siamo andati a vedere qual era il numero effettivo, perché lei ha i dati dei suoi clienti, e abbiamo scoperto, cavoli, che era il 20%, che non è pochissimo indubbiamente, però concentrarci su quel 20% ci fa perdere di vista magari l'80%, e quindi è importante che ci ricordiamo che i nostri clienti sono il nostro vero tesoro. Capiremo come gestirli, come si può fare, e magari proveremo a vedere se si può anche trovare qualche aggancio con dei professionisti, anzi in realtà abbiamo già dei contatti, per parlarvi anche di quello che significa GDPR, perché ai noi è l'annosa questione di questi ultimi anni e bisogna fare attenzione, i dati vanno tutelati. E poi il tema che è ancora più caldo per me, per Paolo, no? Paolo, delle recensioni, perché qui con recensioni, ok, abbiamo fatto un po' di storia, un po' di scuola, feedback, recensioni, cosa sono, come funzionano, dove le troviamo, come possiamo processarle, come possiamo analizzarle, come possiamo vedere quello che dietro pensano i clienti quando ce le scrivono e come effettivamente possiamo sfruttarle a nostro vantaggio, perché ragazzi, guardate che veramente le recensioni sono un grande punto di forza se lo sappiamo vedere, ma veramente tanto tanto forte. In alcuni casi hanno aiutato le aziende a rivedersi e riscriversi o a migliorare alcune cose che non vedevano perché avevano un po', insomma, nel flusso del lavoro di tutti i giorni, tutti, anche noi compresi, rischiamo alle volte di perderci dei pezzi o di non renderci conto di quello che ci stanno dicendo le persone da fuori, e prima o poi dobbiamo insomma analizzarlo. A seguire social chat
Altro tema caldissimo, perché c'è WhatsApp for Business, ma c'è anche Facebook Messenger e si vocifera che l'anno prossimo verrà integrato con i direct di Instagram, perché Facebook si sta muovendo, pare, in questa direzione, ma c'è anche Telegram. Ci sono gli SMS che non sono mai morti, perché di WhatsApp ne riceviamo tanti, di SMS pochi. E proveremo a cercare di farvi capire, questo è un pochino più pro, ma cercheremo di provare a vedere, di aiutarvi, cosa significa usare risposte automatiche, i famosi bot, cioè risposte che ci aiutano anche in qualche modo a migliorare la nostra giornata, onde evitare di continuare a rispondere, e che danno già delle informazioni ai nostri clienti. Possiamo sicuramente sfruttarli a nostro vantaggio. Il mese numero 10 sarà legato alle grafiche per i social e alle promozioni, perché dobbiamo iniziare a capire cosa significa. E torno, scusate, su Web Marketing Festival, perché insomma ci sono tante realtà che parlano e quindi nascono degli spunti. E ieri si parlava proprio nella mia sala di quanto sia volatile, quanto sia impalpabile il contenuto che mettiamo sui social. Noi lo creiamo, magari le aziende grandi, no, ci mettono dei grafici che fanno delle cose enormi e nel giro di pochi secondi spariscono questi contenuti. Quindi bisogna essere reattivi. Se iniziamo a capire quanto è importante la grafica e la nostra immagine, sicuramente abbiamo un punto di forza in più. Arriveremo poi al sito e al blog, perché è importante anche che chi di voi ha un sito sappia cosa gli serve e che è ancora uno strumento funzionale e che può aiutare nel local marketing, perché esiste proprio una branca del posizionamento sui motori di ricerca, quindi una branca dello studio di quello che è Google, legato al posizionamento locale. E quindi è importante che voi ne siate consapevoli, non perché vogliamo che voi creiate un sito, assolutamente, però anche per darvi gli strumenti per capire quando vi propongono di fare un sito, e sappiamo che in questi giorni ci sono alcune società truffaldine che stanno proponendo a sprombattuto di fare siti. Calma, non è detto che vi serva subito o così, o comunque dovete essere consapevoli voi di quello che vi serve quando fate un sito. E poi, quindi come promuoverlo anche. Ci sono degli strumenti anche abbastanza automatici su cui possiamo cimentarci, ma soprattutto se qualcuno vuole finalmente raggiungere i clienti e comunicare con loro, è anche possibile capire come costruire un blog, come riuscire a parlare, a raccontare di sé, a raccontare del proprio prodotto, a trasformarsi in un esperto di settore. Perfetto. Direi che il programma è bello ricco, bello sostanzioso, ce n'è da fare. Non c'è il mese 12 perché, scusateci, ma le social chat in realtà riguarderanno 2 mesi molto probabilmente, perché vogliamo che sappiate bene come usarle e soprattutto vorremmo evitare che diventassero uno stress. Quindi uniremo le social chat in due mesi di corso. Yes. Intanto se avete domande o dubbi o perplessità o qualsiasi cosa, scrivetele pure nei commenti. Se vedete questo video, questa diretta in replica, scrivete pure, poi noi vediamo i commenti anche dopo, insomma, quindi vi rispondiamo direttamente. Allora, io mostrerei a questo punto la slide di prima, dove vi mostravo appunto i prezzi, i costi di questo percorso. Fammi vedere se si vede, ok. Allora, come vedete, abbiamo abbassato anche ancora un pochino il prezzo mensile, quindi è 66, diciamo, in realtà non 67. Quindi abbiamo pensato... Non sia 666, che sai è un numero sempre un po' diabolico. Sì. Abbiamo pensato di ragionare a trimestri. Quindi voi potete iscrivervi con 3 modalità, con 3 diciamo durate del percorso, quindi potete scegliere di acquistare i 3 mesi, in questo caso non c'è sconto, quindi pagate insomma quei 66 euro al mese che erano stati decisi nel gruppo. Poi potete appunto scegliere i 6 mesi, in questo caso appunto avete un risparmio di 52 euro al mese e andate a pagare 58 euro al mese. Se invece fate i 12 mesi sono appunto 647 e risparmiate 157 euro, quindi 53 euro al mese. Le iscrizioni sono aperte da qualche giorno, c'è già qualcuno che si è iscritto, chiuderemo il 1° di dicembre. Questi sono prezzi esclusi chiaramente, ma insomma
essendo tutte attività, l'IVA non conta, diciamo, tra virgolette. Chiuderemo appunto il 1° dicembre, perché l'idea è quella di raccogliere tutte le iscrizioni e poi chiudere, diciamo, la possibilità di entrare. Le apriremo probabilmente più avanti. Chi entrerà dopo chiaramente non potrà seguire in diretta perché saranno già state fatte, chiaramente potrà vedere le repliche. Io vi consiglio sinceramente di entrare da subito, perché partecipare in diretta a queste lezioni è tutta un'altra cosa rispetto a vederle registrate, sia per la possibilità di interagire, di fare domande, di fare esercizi, di avere anche, tra virgolette, una consulenza, no? Anche da me, Silvia, durante le lezioni, ma anche perché, non so voi, ma io personalmente quando ho un impegno già prestabilito, ok, è più facile che lo segua. Se invece ho la lista dei video da guardare, poi magari, sai, sì, lo faccio dopo, lo faccio domani, diventa un po' difficile magari darsi anche una scadenza personale, no? Quindi io vi consiglio sinceramente di entrare subito, di partecipare in questo percorso, perché come vedete, insomma, i prezzi sono veramente, veramente a portata. Non voglio dire che siano bassi, ma insomma, considerando quello che si trova in giro con corsi simili a questi, perché in realtà di corsi di questo tipo non ne ho visti, dove si fa pratica, dove si fa esercizio, dove si interagisce così. Il valore è molto più alto, il valore che ricevete è molto più alto del prezzo che pagate, quindi mi sembra che abbiamo messo in piedi veramente una bella opportunità. Io credo, Paolo, che adesso, al di là, insomma, la libertà, ovviamente il momento è delicato, eccetera, però è un momento che ci richiede di fare tanta autoanalisi e di ritornare anche a quello che vorremmo fare, perché fuori ci stanno proprio destabilizzando oggi come oggi, e io stessa mi sono resa conto che adesso sono circondata di libri, ho questo qui che sto guardando del business in questi giorni, che studiare è una cosa che non ci può togliere nessuno, ed è una cosa che vada bene quello che stiamo facendo oppure debba modificarsi nel futuro, ci permette di guardare oltre. Io riguardavo in questo periodo anche la storia, no? Le storie delle grandi crisi, perché si cerca come consulenti di andare a trovare risposte ovunque, perché è un momento destabilizzante anche per noi che dobbiamo aiutare le imprese. E ovunque chi ha avuto il coraggio di formarsi, aggiornarsi, fare network e guardare oltre ha superato questi momenti. O magari ha anche scoperto che doveva imboccare una nuova strada. C'è sempre un passaggio di una sorta di morte interiore quando si capiscono queste cose, però è una vera opportunità. E ieri parlavo proprio con un imprenditore che ha 160 punti vendita chiusi, quindi una rete in franchising abbastanza ampia, ne ha 6 aperti perché avevano un codice Ateco vecchio e quindi potevano rimanere aperti. E lui mi diceva: Silvia, io credo che, e lo sto dicendo a tutti i miei affiliati, noi non molliamo e crediamo fermamente che per noi ci sia una grande opportunità per il futuro. E mi ha dato poi tutte le sue motivazioni, che non sto qui a dirvi, anche perché per discrezione non posso dire il nome dell'azienda, però mi ha anche aperto il mondo su un certo approccio imprenditoriale che credo sia un punto di forza che possiamo valorizzare tutti. Quindi, al di là che sia con noi o con altri, non smettete di formarvi, di guardare avanti, perché adesso magari avete anche quel tempo un pochino in più che non va sprecato piangendosi addosso, va investito in qualcosa che sia funzionale per voi, per qualsiasi cosa succeda domani. Questo era un po', scusami, il messaggio che raccolgo e spero possiamo traslare, che poi l'idea da cui è nato anche il corso quando ci siamo confrontati. Hai fatto bene ad aggiungere questa cosa, anche perché appunto sono d'accordo con te. Allora, sul piangersi addosso non posso che essere d'accordo, perché insomma o piangersi addosso o offendere la mamma di chiunque al governo, insomma, ti può far sfogare un po', ma alla fine poi non ti aiuta nella tua attività. Quindi la cosa che potete fare adesso è appunto quella di formarvi, dato che
purtroppo il tempo adesso c'è, diciamo, per fortuna o purtroppo il tempo c'è. Il migliore investimento, sembrerà una banalità, ma il migliore investimento che potete fare sulla formazione e sull'apprendere continuamente. Io sono dell'idea che non si finisce di apprendere quando finisce l'università o le superiori. Insomma, io ho continuato a studiare 1 miliardo di libri, continuo a studiare ogni giorno, quindi non si è mai finito di imparare. E come ho detto in tante dirette, questa pandemia, questo Covid che ci è piovuto addosso, da un certo lato, prendo con le pinze, diciamo quello che dico, ma è stato un bene anche per il nostro paese, perché ci ha dato proprio quel pugno in faccia di cui avevamo bisogno, perché siamo veramente indietro come pochi a livello digitale, e adesso non si può più continuare a buttare avanti la lattina, no? Dare questo calcio, ma sì, i social li gestirò più avanti, il sito lo farò fatto bene più avanti, o il marketing della mia attività, chi se ne frega, il marketing solo per le grandi aziende, no? Quindi è finito quel tempo lì di rimandare, di trovare scuse, ed è arrivato il momento invece di approfittarne, anche perché appunto fatelo con noi, fatelo con chi altri volete, non è per vendervi il nostro corso, ma io posso garantirvi che fare un percorso dove aumentate la consapevolezza sulla vostra attività, no? Come abbiamo fatto la lezione con Silvia, del partire dai perché fai determinate cose, no? Vi può veramente far fare un grosso salto di qualità nei confronti dei vostri concorrenti, nei confronti dei vostri clienti, quindi migliorare notevolmente la vostra attività. Bene, io Paolo mi devi scusare, ma io devo andare al Marketing Festival perché ok. quindi ho la stanza di StreamYard che mi aspetta. E se avete anche domande sotto, poi noi rispondiamo anche nei commenti, quindi insomma se ci sono anche domande specifiche per me, cose che volete sapere, siamo qui. Yes. Ciao, Paolo. Grazie Silvia, figurati. Ciao Silvia. Ciao. Allora, io proseguo mostrandovi semplicemente come si può completare l'iscrizione. Allora, collegandovi al link che vedete qui sotto, no? www.paolodallago.com/ quindi /lab, venite collegati a questa pagina dove potete appunto perfezionare l'iscrizione. Come vedete è molto semplice, dovete semplicemente scegliere la durata, quindi 3 mesi, 6 mesi o 12 mesi. Nessuno toglie che se voi volete fare 3 mesi adesso e iniziare questo percorso, vedere se appunto fa per voi, e poi acquistare altri 6 mesi a febbraio, quindi a fine febbraio volete acquistare altri 6 oppure altri 3, assolutamente liberi di farlo. Quindi siete liberissimi di fare quello che preferite. Una volta scelta la durata, fate aggiungi al carrello. Se la mia linea ok. Qui dovete semplicemente cliccare su procedi con l'ordine e poi appunto andate nella pagina dove inserite i dati di fatturazione. Ricordatevi di inserire anche il codice fiscale, la partita IVA, la PEC, il codice destinatario, insomma, per l'emissione della fattura. Chiaramente questa è una spesa deducibile perché si tratta di marketing, insomma, di formazione, quindi nessun problema. Potete pagare con bonifico bancario, quindi in automatico vi arriveranno le coordinate per l'invio del bonifico, oppure con carta di credito. Noi utilizziamo Stripe come gateway di pagamento, come sistema di pagamento, quindi è assolutamente tutto sicuro. Noi chiaramente non vediamo questi dati della vostra carta di credito, vengono inviati direttamente, gestiti direttamente da Stripe, quindi insomma c'è la massima sicurezza da questo punto di vista. Dopodiché appunto cliccate su effettua ordine e l'ordine verrà inserito. Da lì appunto poi vi manderemo la mail con il link per entrare nel Local Marketing Lab, nel nostro gruppo riservato, diciamo, per questo percorso, e lì appunto, oltre a essere un gruppo dove trasmetteremo queste lezioni, che ricordo sono quindi il martedì alle
8:30, e anche un gruppo dove potete interagire tra di voi, quindi già adesso ci sono parecchie persone che hanno ad esempio pubblicato la loro vision, la loro mission, no? Perché una delle lezioni con Silvia è stata quella di lavorare su questa cosa, sulla visione aziendale, diciamo, sulla visione della propria attività. Tantissimi di queste persone l'hanno pubblicata e gli altri membri hanno insomma potuto prendere spunto, commentare, dire la loro, insomma. Quindi è pensato anche come un gruppo dove ci si può confrontare e crescere insieme, perché io sono dell'idea che piuttosto che difendere il proprio orticello si ottiene molto di più contaminandosi con altre attività, condividendo le proprie idee, i propri progetti, anche tra settori diversi, no? Perché ci sono attività di qualsiasi tipo, dall'estetista, al parrucchiere, elettricisti, negozi di abbigliamento o cose di questo tipo. Quindi può essere che magari l'idea di un negozio di abbigliamento possa essere applicabile a un estetista, oppure che si trovino nel gruppo, come è già successo, un estetista di una determinata città e negozi di abbigliamento della stessa città, e fanno una sorta di partnership per promuoversi insieme, ok? Bene, mi sembra di avervi detto tutto. Come abbiamo detto, appunto, se avete domande scrivete pure nei commenti, oppure scrivetemi in privato, o a me o a Silvia, come volete. Saremo felici di rispondervi, e niente. Spero che vi uniate a noi, e chiaramente poi il gruppo grande, questo gruppo grande continuerà a proseguire, non è che chiudiamo questo. Nell'altro chiaramente proseguiremo con questo percorso, ecco. Bene, buon sabato, buon weekend a tutti. Ciao ragazzi.